Il mio appello è quello di avere chiarezza sull'uso dei nostri dispositivi telelaser. Vogliamo avere una direttiva chiara per poterli riutilizzare. Non è una questione di cassa, ma è proprio una questione di sicurezza. Stiamo parlando negli anni passati, quando potevamo utilizzarlo, di qualche migliaia di euro di sanzioni che però ci aiutavano a fare prevenzioni sulle strade. Il nodo va sciolto una volta per tutte, dice il sindaco di Cessalto Emanuele Crosato, nei giorni in cui la Cassazione ribadisce il proprio orientamento, inaugurato con un'ordinanza del 2024, sulla necessità che gli autovelox debbano essere non solo autorizzati ma anche omologati per effettuare rilevazioni legittime. Differenza che è sostanza e che ha portato a un mare di ricorsi, nel mirino ovviamente i comuni che per evitarne altri stanno tenendo i dispositivi fermi. A Cessalto è il caso del telelaser in dotazione alla polizia locale, con il sindaco che si rivolge direttamente a Matteo Salvini, titolare delle infrastrutture, perché una norma precisa ancora non c'è e le circolari da sole, pare di capire, non mettono al riparo le pubbliche amministrazioni. Al ministro chiedo di aiutare soprattutto i piccoli comuni, i sindaci dei piccoli comuni come il mio a dare delle certezze. Cessalto è un comune particolarmente martoriato dall'autostrada, dalle strade, da un grande traffico. Siamo a ridosso dell'estate e quindi credo sia opportuno accelerare in questo tema. Intanto gli incidenti non si fermano, a Cessalto come altrove, mentre in tanti, soprattutto via social, continuano a evocare Fleximan che ogni tanto fa capolino nelle cronache. Fleximan dovrebbe arrendersi all'evidenza e prendere in considerazione il fatto che molto probabilmente il suo operato sta creando delle vittime sulle strade. In merito non ha dubbi nemmeno Mario Conte, anche in qualità di presidente dell'Anci Veneto. Io l'ho detto da sempre, mi schiero convintamente dalla parte dell'associazione Vittime della Strada. C'è chi vede l'autovelox come uno strumento per far cassa, chi vede come uno strumento di tutela per la comunità. Ecco, io sono tra quelli che vede l'autovelox come uno strumento di tutela.